Eccolo il delfino avvistato nel cuore di Venezia, nelle acque del Canal Grande, a Rialto, attirando l'attenzione e la meraviglia di residenti, turisti e passanti. Le immagini dell'insolito visitatore sono state rapidamente condivise online, accompagnate dall'immediato appello istituzionale per garantire la massima prudenza nella navigazione, al fine di preservare l'incolumità del cetaceo. Non sappiamo se è il nostro delfino nane che ha frequentato in questi mesi il bacino di San Marco o un altro esemplare. Quello che a noi interessa come amministrazione, come responsabile del traffico acqueo, è di stare attenti a chi naviga, stare attenti all'incolumità dell'esemplare, per cui mi raccomando massima attenzione, come al solito andare piano e rispettare i limiti di velocità, ma soprattutto attenti a questo delfino. La priorità assoluta resta infatti la tutela dell'incolumità del delfino esposto ai rischi legati al traffico acqueo e alle eliche dei vaporetti e delle imbarcazioni private. Per questo è stato diramato anche il codice di condotta in caso di avvistamento, con l'invito a comportarsi in modo responsabile, evitando ogni tentativo di avvicinamento forzato o di disturbo nei confronti del mammifero marino che potrebbe disorientarsi facilmente. Perché è particolarmente fragile e per cui dobbiamo preservare la sua incolumità. In caso di avvistamento, i numeri da contattare per segnalare la sua posizione o un eventuale stato di difficoltà sono due: il 366 925 66 38, gestito dal team di esperti dell'Università di Padova, e il 1530, il numero blu di emergenza gratuito della Guardia Costiera.